Amici bellini, buona vigilia di Natale. Con ieri si è chiusa insomma la giornata di campionato, la Fiorentina è inciampata, l'Inter no. Ma noi dobbiamo parlare di mercato perché serviva il video sulle liste e secondo me ne dobbiamo parlare. Cominciamo. Serve il video delle liste perché sento gente che dice no, poi Napoli prende a quello, poi prende a quell'altro, poi prende a Maguire. Benvenuto Daniele Bruno e benvenuti a tutti i nuovi iscritti e a qualcuno che si affaccerà sul canale adesso, magari per cercare di capire qualcosa sulla situazione del mercato. Io non mi occupo del mercato, quindi like per l'onestà, non l'onestà intellettuale. Nel senso, non è che io chiamo e mi danno notizie di mercato, leggo le notizie che arrivano come le leggono tutti e le commento. Alcune mi sembrano plausibili, altre meno, altre mi sembrano illogiche, altre che significa altre? Ma insomma dobbiamo ragionare sul fatto che il Napoli può anche decidere di spendere, perché oggi De Laurentiis ha parlato alla Radio Partner e ha fatto gli auguri un po' a tutti, ha fatto gli auguri, ha salutato le Oriali, ha ringraziato Conte che lo sta aiutando a ristrutturare, ok? Quindi è chiaro che lui si è reso conto, ha detto Conte mi ha aiutato a rendermi conto che sì, tenevo tutti questi giocatori anche che erano parte della spedizione scudetto, ma serve ristrutturarsi, serve assolutamente sì. Quindi De Laurentiis può anche convincersi di affidarsi completamente a Conte e Manna e continuare ad aprire la borsa e a spendere, però proprio tecnicamente non si può fare se non ti togli Juan Jesus, per esempio. Non può arrivare Danilo, e se vuoi prenderti Maguire non puoi dire ok, mi tolgo Juan Jesus e Rafa Marin e mi prendo Danilo e Maguire. Non si può fare e spieghiamo il perché. Ecco qua, ci facciamo aiutare con gli amici del gruppo Telegram. Stavamo studiando la questione di se ti puoi prendere degli extracomunitari, ma prima di tutto c'è proprio la questione dei numeri, le cifre. 25 possono essere al massimo e il Napoli già non ne ha 25. Perché tu puoi raggiungere il numero di 25 con il vivaio Napoli, e quindi già qui noi abbiamo solamente due giocatori, li vedete qua, che sono cresciuti nel vivaio Napoli, cioè Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, e Zerbin Alessio, che sembra uno di quelli in uscita perché non gioca praticamente mai. Ci sono degli interessi da parte di alcune squadre e quindi il Napoli potrebbe pensare di mandarlo a giocare, e come ogni anno poi ti torna e lo utilizzi perché ti fa comodo nelle liste, ma non libera posti, perché i posti che si possono liberare sono questi qua e massimo 17 possono essere. Allora io ho puntato in rosso i giocatori che potrebbero uscire e vediamo se liberano posti. Per esempio si sta parlando di Scuffet, lo scambio, perché Caprile vuole giocare. Ha pure senso che insomma vada a giocare, non aveva tanto senso averlo se poi punti su Meret. Forse nel dubbio vediamo Meret come va, perché il Napoli parte sempre col dubbio su Meret sta andando bene e quindi per Caprile non c'è spazio, non c'era spazio nemmeno in Coppa Italia, e poi tu esci dalla Coppa Italia, insomma la situazione è quella che è, di conseguenza esce Caprile, entra Scuffet. Questa è la nuova notizia insomma che ci arriva. Scuffet è un vivaio Italia, Caprile potrebbe essere un vivaio Italia, ma potrebbe essere considerato cresciuto all'estero perché è stato al Leeds in giovane età, e quindi Scuffet in questo momento, ad oggi, se si facesse questo scambio non cambia nulla perché figura tra gli over 22 normali. Se dovesse uscire Giacomo Raspadori potresti spostare uno Scuffet. Io la prendo così, la prendo filosoficamente e positivamente, perché poi gli errori li ho fatti io, me ne prendo tutte le responsabilità, non voglio assolutamente accusare nessun altro, se no la lista sarebbe troppo lunga e non lo voglio fare perché non ce n'è bisogno. Io sono il Deus ex machina, io sono l'imprenditore puro che investe il proprio denaro, credo tra i pochi, e quindi è giusto che io mi prenda tutte le responsabilità nei confronti dei nostri straordinari milioni di tifosi che abbiamo nel mondo.
nella lista dei 4 over 22 formati in Italia e quindi liberare un posto e quindi puoi fare un acquisto. Oltre a Scuffet, se la situazione rimanesse questa e fai conto che Elia Caprile non lo puoi spostare, puoi sempre spostare uno Spinazzola, puoi spostare un Mazzocchi, vedete puntate in azzurro, puoi spostare Spinazzola, Mazzocchi o anche Foloruscio, che dovrebbe essere vivaio Lazio, o Buongiorno. Qui la situazione è molto chiara, il Napoli dove vuole intervenire sul mercato? Prima di intervenire sul mercato deve vendere e sappiamo quali può vendere, però dov'è che ci servono dei giocatori? Probabilmente un difensore centrale per stare un po' più tranquilli, probabilmente un giocatore duttile sulla fascia perché Spinazzola non ha tanto convinto, Mazzocchi probabilmente adesso che torna ci può convincere, ma un giocatore così, un centrocampista in più perché abbiamo tanti giocatori che poi non trovano spazio mentre ne abbiamo pochi a centrocampo. Faccio l'esempio, abbiamo un Gong che trova poco spazio, abbiamo Raspadori che trova poco spazio e non abbiamo un reale sostituto di McTominay, non abbiamo un reale sostituto di Anguissa. Quindi è qui che si devono fare i movimenti. Raspadori possibilmente lo mandassero da De Zerbi, se vuole fare, senza andare a rinforzare squadre italiane che poi dopo guardiamo la classifica, ci fa piacere guardarla, non dobbiamo dare una mano e risolvere dei problemi a squadre che sono in difficoltà, bravi noi a non essere in difficoltà, perché dare una mano? A meno che tu dici io faccio questa cosa, aiuto anche una mia avversaria ma risolvo un problema incredibile anche per noi, lì metti sulla bilancia e decidi quanto ci stai guadagnando e quanto ci puoi perdere in un ragionamento che Manna dovrà fare, perché sto sentendo anche Fagioli, sto sentendo tutta una serie di giocatori juventini o comunque di ambito juventino, perché Manna ovviamente avendo quelle conoscenze si può affacciare là. Poi si aggiunge questa grande suggestione del Manchester United, cioè il Napoli dopo aver preso McTominay adesso si sente in diritto, anche l'ambiente, di dire noi possiamo andare a prendere i giocatori del Manchester, e quindi esce la voce di Rashford, dopodiché si inseguono altre voci, si parla di Harry Maguire e dobbiamo anche farla un accenno a questa cosa qua, quello ne un altro che è diventato negli anni un meme perché è stato pagato tipo 90 milioni, una cosa incredibile, e non ha avuto nel Manchester un rendimento all'altezza del suo cartellino. Contemporaneamente, ragazzi, io in Inghilterra non è mai messo in discussione nella sua nazionale, è comunque un giocatore di grandissima esperienza, secondo me un giocatore sempre che viene dall'Inghilterra e che viene a giocare in Italia potrebbe farlo in ciabatte, Anguissa Docet, quindi non me la sento di criticare un eventuale arrivo di Harry Maguire. Contemporaneamente però non può arrivare se non escono altri giocatori, e quindi capiamo se dal Manchester United possono arrivare i Rashford, i Maguire, Zirkzee o Højlund, perché a questo punto rientra la situazione di Osimhen in mezzo, protagonista col Galatasaray, e quindi si sta facendo vedere, e quindi gli interessi su Osimhen potrebbero tornare in auge, e quindi si parla di Inghilterra non solo col Manchester United, ma si parla anche di Aston Villa e di un potenziale scambio con Duran. Io lì devo ancora studiare, leggo cose incredibili, molto molto positive al riguardo, vediamo, finché sono voci lontane, fievoli, lievi, aspettiamo senza fare approfondimenti, poi se diventano insistenti ne possiamo parlare. Come può il Napoli allora in conclusione aggiungere dei giocatori senza fare uscire questi qua? Una opportunità è fare entrare giocatori del vivaio Napoli. Hai ancora 2 posti disponibili, però i nomi sono pochi di quelli ancora in attività, e non ti voglio pigliare a Paolo Cannavaro per dire, no? Allora, tra quelli in attività segnaliamo Zanoli, ti vai a riprendere Zanoli, la vedo difficile. Gaetano, ti vai a riprendere Gaetano, la vedo difficile. C'è Luperto. Ecco, se tu per esempio ti togli Rafa Marin, che va per esempio in prestito al Como, dove potrebbe, sai, ritrovare l'amico Nico Paz,
potrebbe trovare l'allenatore che lo conosce molto bene, magari si parla spagnolo in quello spogliatoio e magari si ritrova e può fare un po' di esperienza. Però Marin non ti libera nessun posto perché è un under 22, tant'è vero che non compare nemmeno qua, perché under 22 tu li puoi prendere come vuoi. Quindi esce Marin, può entrare solamente o un giovane altrettanto oppure un Luperto. Se ti esce Marin può entrare un Luperto e lo metti nella zona dei formati nel club. Oppure un altro nome è Izzo, Armando Izzo dal Monza. Magari arriva il nuovo allenatore che poi è Bocchetti. Ho sentito che è Bocchetti, se non gli piace Izzo, tu potresti andare a prendere Izzo e mettere un giocatore che ti convince di più, con più esperienza rispetto a un Rafa Marin. La questione Juan Jesus ovviamente è un giocatore che guadagna poco, su cui ci guadagni poco, esce uno. Cioè, se esce lui può entrare un Danilo, difficile ipotizzarlo perché credo che aumenti il tetto ingaggi facendo questo scambio. Esce Juan Jesus, entra Danilo, o ancora di più esce Juan Jesus, entra Maguire, sale il tetto ingaggi incredibilmente e aggiungi un difensore che comunque dovrebbe avere forse Maguire se la gioca con Rachmani, no, dipende dallo stato di forma, però comunque un giocatore che dovrebbe essere la prima riserva di quando vengono i famosi raffreddori a Buongiorno e Rachmani. Altri giocatori in ambito Napoli, in orbita Napoli, che possono entrare tranquillamente tra quelli giovanissimi. Abbiamo letto anche dei nomi dell'Arsenal, per esempio Aiden Heaven, è proprio un nome paradisiaco. Il ragazzo ha 18 anni, quindi lo puoi andare a prendere se ti convince anche adesso. Lo stesso Dorgu è un under e quindi potresti andartelo a prendere. E Jacopo Fazzini tra i pupilli, che insomma piace, anche lui è un under 22, quindi se l'Empoli si convince puoi andarlo a prendere subito senza dover far uscire nessuno. Stesso problema si pone, lo voglio sottolineare, quando si parla di Pellegrini, Lorenzo Pellegrini dalla Roma. Potrebbe anche interessare a Conte un giocatore che possa fare da raccordo, potrebbe avere un ruolo tipo McTominay Pellegrini, perché è un giocatore che può giocare sotto punta, può giocarti mezzala, può farlo, però è un over 22 formato in Italia, quindi Pellegrini Raspadori ha un senso, Raspadori Danilo no, non avrebbe un senso proprio logico, a meno che tu fai Raspadori Danilo, sposti Buongiorno per esempio nella lista over 22 formati in Italia e si libera il posto per Danilo, quindi devi fare uno scambio proprio non ruolo su ruolo, ma esce un Raspadori che non ha collocazione, ti prendi un giocatore che ti serve e quindi hai sistemato facendo questo scambio di ruolo nelle liste. Insomma, come vedete non possiamo farla facile, non possiamo dire ma ci andiamo a prendere a Biraghi, ci andiamo a prendere pure a Martinez quarta e leviamo a questo, mettiamo a quest'altro, facciamo contento Conte. Non è così immediata la situazione, c'è un bel mal di testa dietro che Manna deve considerare tra spostamenti vari, anche se diciamo per assurdo De Laurentiis non ti preoccupare, questo è il budget, vai tranquillo, fai tu che io mi defilo, sto a Los Angeles a guardare le cose dei film eccetera eccetera. Quindi nel momento in cui De Laurentiis decidesse di fare così, comunque ci sono delle regole che vanno seguite, al di là del non voler poi sfiorare un monte ingaggi che comunque va tenuto sotto controllo a prescindere. Ricordiamo che il Napoli è una squadra abbastanza vecchia che nella fase di ristrutturazione dovrà prima o poi ringiovanire. Conte non mi sembra molto incline a tutto questo, vuole giocatori pronti e mi sembra evidente che stia avendo soddisfazione da un giocatore come McTominay, ha soddisfazione ad avere un Gilmour, sicuramente un Neres che arriva che ha 27 anni, quindi nel pieno della sua maturità ti fa comodo e ti puoi permettere anche di recuperare Kvara con calma. Sto leggendo per esempio sono cambiate le gerarchie, adesso parte Neres titolare, Kvara in panchina. Io sotto questo punto di vista lo considero ancora infortunato, cioè in recupero, può fare qualche minuto Kvara nel finale di partita, ti può fare 20 minuti alla volta finché non recupera
completamente. Io se lo vedo con una fasciatura al ginocchio non lo ritengo recuperato al 100%, lo ritengo in grado di giocare, ma non che ti può fare dall'inizio tutti i 95 ad altissimo livello. Quindi ben venga avere Neres e ben venga anche alternarli in questo periodo, e poi quando sarà il caso che l'avversario te lo concede anche, un giorno fateceli vedere a Neres e Kvara insieme e vediamo che succede. Questo è quanto. C'è una live domani per farci gli auguri, tutta la community deve intervenire live con me, ci facciamo gli auguri più o meno dalle 9 alle 11, vediamo chi ci sta. Ovviamente voi sarete in famiglia, per chi sarà in famiglia, per chi magari non sarà in famiglia ci facciamo compagnia e giochiamo. Ci sono un po' di giochini che possiamo fare, suoniamo la campana e ci divertiamo con i giochini del calcio, che poi va al di là. Poi parleremo anche di mercato, parleremo di tutte le cose. Tra l'altro ragazzi, noi siamo in vacanza, diciamo buone feste, buone vacanze, ma il campionato non si è mica fermato, noi ci dobbiamo organizzare, c'è il Venezia e dobbiamo fare partita e non è ancora assolutamente finito, non è proprio il momento di staccare la spina, perché fai una sciuliata e ti ritrovi che le squadre ti saltano addosso, quindi non c'è un momento da perdere, si deve continuare a spingere sull'acceleratore. Quindi io vi abbraccio, vi bacio, è uscito di nuovo il like dei bei tempi, lo potete lasciare adesso, andate poi già sulla pre-live per prepararvi e state in campana. I nomi sul mercato, alcuni sono plausibili, alcuni meno, vediamo, ma alla fine sappiamo che qua non è nemmeno un cruccio, ne esce uno e ne entra un altro, è proprio un obbligo, quindi stiamo a vedere chi può uscire, altrimenti nessuno può arrivare.